Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Sciogli la lingua perché è lunga, 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 tanto lunga questa l'idea. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati dunque con gli aggiornamenti live su friulitv.net. Copertina perché? Perché c'è il forte rischio che il Friuli Venezia Giulia tra fine novembre e i primi di dicembre passi in zona gialla. Tra poco vi daremo anche delle notizie proprio in merito che ci sono appena arrivate da Roma con aggiornamenti importanti, ma ve lo diremo tra poco. Abbiamo voluto fare questa copertina con una canzone molto particolare perché con la satira probabilmente si arriva a capire meglio rispetto a coloro che vogliono imporci qualcosa che, diciamo così, la minoranza comanda, ma in teoria la maggioranza è sempre quella che decide. Vabbè, punti di vista dirà qualcuno. Apriamo subito con le ultimissime per quanto riguarda dal Friuli Venezia Giulia, dunque come vedete dalla schermata, nessuna regione, ripeto, notizia appena giunta da Roma, nessuna regione, secondo quanto si apprende, passerà alla zona gialla. Questa settimana 20 regioni italiane, sulla base del monitoraggio settimanale della cabina di regia, sono classificate a rischio moderato ed una regione, la Calabria, a rischio basso. Il Friuli Venezia Giulia comunque è segnalata ad alta probabilità di progressione a rischio alto. Dunque per questo fino al prossimo weekend siamo ancora in zona bianca, mentre attenzione però, attenzione dice qualcuno, bisogna stare attenti, non trovarci lo scherzetto prima delle feste natalizie. Verranno fuori polemiche, lo sappiamo, ci saranno i soliti redentisti che grideranno al lupo, però le partite IVA prima o dopo renderanno conto. Un'altra notizia dell'ultima ora, perché dobbiamo guardare anche l'erba del vicino. Arriva anche a Salisburgo il lockdown per i non vaccinati. Lo ha annunciato il ministro della Sanità Wolfgang Münkenstein e il governo dell'Alta Austria Thomas Tetzer dopo un vertice di crisi. Non è chiaro se da quando il lockdown per le persone non vaccinate arriverà anche a livello nazionale, ma ci siamo. A darne notizia è il Kleinen Zeitung. Inoltre, nell'Alta Austria e nel Salisburghese vengono introdotte ulteriori misure più rigorose. Comunque l'Austria sta applicando, come si dice, normative ben chiare per quanto riguarda i non vaccinati. Restiamo in tema, ci spostiamo a Trieste. Si è presentato senza mascherina in consiglio regionale, poi si è tolto le scarpe e i calzini e ha allungato le gambe su una poltrona. È lo show che Vittorio Sgarbi ha fatto in occasione della presentazione di una mostra dello scultore Luciano Ceschia. Per entrare in consiglio regionale è richiesto il Green Pass e tampone extra prima della seduta d'aula. Le immagini del parlamentare storico dell'arte a piedi nudi in un salotto del Palazzo regionale del Friuli Venezia Giulia ha subito scatenato commenti di critica nei suoi confronti, con tanto di battibecco tra il diretto interessato ed esponenti del Movimento 5 Stelle. All'inaugurazione erano presenti anche il presidente della regione Massimiliano Fedriga, il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin e l'assessore Fabio Scocimarro. Insomma, una foto, come si dice, fatta con i piedi, ma che dà i risultati a colori. Buttiamo un po' anche sul ridere ogni tanto, tocca, ma sappiamo che insomma Sgarbi è particolare per questo, altrimenti bisognerebbe inventarlo. Cambiamo argomento. Si è svolta la caserma Montesanto di Gorizia, sede del reparto Comando e Supporti Tattici Pozzuolo del Friuli, nel pieno rispetto delle normative per il contenimento del Covid-19, la cerimonia militare di avvicendamento al comando della brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli. Al generale di brigata Filippo Gabriele è subentrato il generale di brigata Massimiliano Stecca, proveniente dal Dipartimento Impiego del Personale dell'Esercito.
Alla cerimonia militare hanno presenziato il comandante della divisione Vittorio Veneto, generale di divisione Angelo Michele Ristuccia, il prefetto di Gorizia, Sua Eccellenza dottor Raffaele Ricciardi, e il sindaco del capoluogo Rodolfo Ziberna. E ora parliamo di economia e poi chiudiamo questa edizione flash. È stato inaugurato stamani il Temporary Shop Compra in Bottega, allestito in piazzetta Belloni a un passo dal Duomo di Udine, dalla Confartigianato Provinciale. Uno spazio unico dove 28 aziende hanno portato una selezione dei propri prodotti per offrire ai friulani e turisti la possibilità di scegliere i propri regali di Natale tra oggetti unici fatti con la maestria e la passione degli artigiani del Friuli Venezia Giulia. Inaugurato lo store, sarà aperto fino alla vigilia di Natale. Nel mese di novembre, dal martedì alla domenica, dalle 11 alle 19, a dicembre tutti i giorni, sempre dalle 11 alle 19. Vi si possono trovare oggetti dei più vari, dall'artigianato artistico alla moda, passando per l'agroalimentare. Insomma, un'occasione anche per fare shopping a chilometro zero e, perché no, approfittando per visitare Udine. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del tardo pomeriggio. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Non resta che ringraziarvi come sempre per la visione e l'ascolto e vi auguriamo una buona serata a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.